Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Informativa con friulitv.net per quanto riguarda gli speciali, e saluto subito Salvatore Spitaleri che è già collegato con noi. Buon pomeriggio Spitaleri e Buon grazie per la pomeriggio. partecipazione. Ecco, perché ho chiamato Salvatore Spitaleri? Per un semplice motivo, perché nei prossimi giorni ci sarà un incontro per quanto riguarda la definizione, no, di queste benedette EDR, che sono le cosiddette nuove province, qualcuno le chiama, no? E da capire poi esattamente cosa si farà di queste EDR, cioè saranno elettive, saranno nominali, insomma, Spitaleri, cosa accadrà ufficialmente fra qualche giorno? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Spero che mi sentiate. La Regione Friuli Venezia Giulia e l'assessore Roberti in particolare hanno annunciato un processo di revisione di quelli che si chiamano gli EDR, cioè gli enti di decentramento regionali, cioè quegli enti che sono di recentissima istituzione e che in qualche modo nell'idea della giunta dovrebbero riportare in auge le vecchie province così come le conoscevamo. Vecchie province che, come i nostri ascoltatori ricordano, sono state cancellate dallo Statuto regionale a seguito dell'iniziativa unanime del Consiglio regionale e poi di un doppio passaggio parlamentare. L'assessore Roberti, per quello che ci è dato di sapere, perché ancora in commissione paritetica non è arrivato il testo definitivo. Voi sapete che la commissione paritetica è stata recentemente ricostituita dopo l'entrata nei pieni poteri del governo Draghi, per cui noi non abbiamo ancora il testo definitivo, ma per quello che abbiamo dato a comprendere ci sono due modifiche in atto. La prima riguarda le competenze. Oggi gli EDR si occupano sostanzialmente dell'edilizia scolastica delle scuole superiori e di lavori pubblici. C'è l'intenzione dell'assessore Roberti di portare anche la viabilità locale in ambito delle competenze dell'EDR e soprattutto via via trasformare queste EDR da un ente regionale, quali oggi sono, in un ente a elezione diretta. Ora, qui c'è un grosso dibattito perché per ripristinare l'elezione diretta, che vuol dire avere un presidente, una giunta, un consiglio provinciale, tutte quelle dinamiche che tutti già conoscono, che abbiamo già vissuto, bisognerebbe rimodificare, fare il lavoro inverso fatto prima, cioè modificare lo statuto regionale con una legge costituzionale, con un doppio passaggio. L'assessore Roberti ha inteso invece verificare con la commissione paritetica se altri percorsi. Vediamo quale sarà il testo. La via è piuttosto complicata perché voi sapete che anche recentemente il governo centrale si è opposto a una legge regionale della Sardegna che aveva inteso allargare il numero e aumentare il numero delle province di quella regione e c'è un disfavore, insomma, complessivo nei confronti del ripristino di questi enti. La giunta regionale ne ha fatto, come ricorderete,
anche un elemento di campagna elettorale, insomma, per ridare una centralità, si dice, ai territori. Il problema che si pone, soprattutto in questi periodi in cui il rischio è l'eccessiva burocratizzazione, è se come dire, agevoliamo una funzione o creiamo una serie, è brutto dirlo, di poltrone. Senta, la domanda nasce spontanea, poi tra questi passaggi ci sono anche le cosiddette comunità che sostituiscono in un certo senso quello che era il ruolo delle UTI, no? E anche qui si crea un po' di confusione perché la gente effettivamente non riesce più a capire, perché una volta avevamo, diciamo così, tra comune e regione c'era la provincia, adesso tra comune ci sono le comunità che si può aderire o meno, poi ci sono gli EDR, poi c'è la regione, insomma c'è un po' di confusione anche da parte della politica da una parte, ma soprattutto l'80% dei non addetti ai lavori, cioè il popolo, quello che alla fine, diciamo così, va a votare, certo, capisce poco, ecco, cioè non capisce che ruolo sono, ecco. Ma allora, il tema che abbiamo davanti è questo, ed è, vedo se riesco a spiegarlo nella maniera più semplice. Oggi come oggi le funzioni che la legge affida ai comuni, le affida ai comuni di 300 abitanti e di 100.000 abitanti con lo stesso approccio, con le stesse competenze. Il piccolissimo comune e il comune di Udine fanno la stessa cosa, hanno le medesime funzioni. Ora è evidente che non è possibile erogare ai cittadini servizi se non hai una dimensione adeguata a questi servizi, perché un conto è garantire gli sportelli dell'anagrafe, che quelli, come dire, possono essere fatti in ogni piccola realtà, un conto è per esempio un attrezzato ufficio che aiuti il sistema delle imprese, lo sportello delle imprese. È evidente che questo richiede complessità diverse. Qual è la via che in qualche modo con fatica si sta seguendo e con vie alterne? È quella di spostare alcune competenze come dire, in organismi più grandi. Allora, una volta, fino a pochi anni fa, c'erano appunto le province che però si occupavano di politiche di area vasta, quindi a livello provinciale. Oggi è sempre più emerge la necessità di essere di sostegno ai piccoli comuni che non ce la fanno più, hanno poco personale. Molte volte gli assessori fanno anche lo sportello, insomma, e tutto quello che serve, senza avere funzionari adeguati. Allora sono state via via introdotte prima dal precedente governo regionale le UTI, che erano un organismo, come dire, con una base di 40-50 mila abitanti. Questa maggioranza regionale ha inteso cancellare le UTI per la loro grandezza, per il fatto che non erano organismi volontari, ma in qualche modo disegnati dalla dimensione regionale, e ha favorito queste forme di aggregazione dei comuni per alcune funzioni. È ovvio che il cittadino rischia di disorientarsi, ma c'è un dato di fatto. Il vero problema è garantire i servizi. Allora noi dobbiamo anche comprendere che, per quanto sia complicato e difficile rinunciare al proprio campanile, non si rinuncia al campanile se si trova un luogo più adeguato che risponda alle esigenze dei cittadini, dei servizi, delle imprese, sia più celere. E quindi probabilmente dovremo anche via via adeguarci all'idea che il piccolo comune è bellissimo, è il mio comune, ma non mi dà più quei servizi. E certo, distinguere... Mi permetta Spitaleri, per dire, si sta viaggiando verso un modello, visto che va tanto di moda, un po' da una parte tedesco e dall'altra parte anglosassone, ecco, così tanto per fare un po' di, e forse anche francese, abbiamo fatto un po' un minestrone, no? Il classico minestrone all'italiana. È un po' difficile, perché ogni volta che si parla del comune, cioè del proprio comune, ognuno di noi evidentemente risveglia un'attenzione, un amor proprio, perché è il posto dove vivi, dove sei nato, dove hai i tuoi affetti e i tuoi interessi.
però oggettivamente la complessità della vita amministrativa oggi richiede anche una dimensione più adeguata. E, purtroppo molti piccoli comuni friulani, dobbiamo dirlo, siano essi di montagna, siano anche in pianura, rischiano di non poter svolgere funzioni ormai ritenute importanti di assistenza appunto alle imprese, di assistenza sociale, e questo è un tema. Per questo queste iniziative sono complicate, perché toccano, come dire, gli affetti più profondi, ma anche l'efficienza delle macchine. La domanda nasce spontanea. Mettiamo il caso che trovate l'accordo per il discorso definitivo per quanto riguarda l'EDR tra voto o non voto. Ecco. Ci potrebbe scappare un ricorso al TAR, nel senso che qualcuno, magari qualche comune anche piccolo, vede in questi nuovi mostri, tra parentesi, una sorta di portar via la propria autonomia territoriale, potrebbe magari appellarsi, non so, al TAR piuttosto che alla Costituzione italiana per bloccare poi la procedura pratica di quello che potrebbe andare in porto? Allora, queste procedure si possono fare solo se sono in osservanza della Costituzione. La nostra Costituzione oggi preserva agli comuni alcune funzioni di base che non sono toccabili e non sono modificabili senza il consenso dei cittadini di quel territorio. Per questo, come dire, il percorso è difficile e altalenante, perché o è una scelta, come dire, condivisa, oppure rischiamo i conflitti che ci sono stati, per esempio, per le UTI, dove molti sindaci poi hanno innescato una serie di contenziosi. È evidente per questo che un sistema di legge costituzionale, cioè un percorso molto ampio e molto condiviso, favorisce una soluzione piuttosto che scorciatoie magari, come dire, nascoste da qualche parte, che possono invece creare veramente un contenzioso tra i cittadini, i comuni e questi nuovi enti. Poi questi nuovi enti devono avere, chiedo scusa, no, poi dicevo, questi enti devono avere funzioni chiare, perché devono servire per aiutare i comuni, ma anche per alleggerire quello che sta sopra. Se io invece metto dentro, come dire, innesco un passaggio ulteriore, evidentemente che i cittadini se ne avranno a male, perché dovranno spendere più soldi in tasse e vedere aggravati i risultati invece che semplificati. Per questo è difficile trovare non voglio anticipare troppo presto quello che sarà, diciamo così, l'incontro, no? Perché giustamente sappiamo che la cronaca è una cosa, la politica è un'altra, poi la politica si divide in due strade, no? Quella che si racconta ai cittadini, poi invece c'è anche quella che si lavora all'interno delle stanze dei bottoni, come si dice, che non è per tutti, no? Ma secondo lei i tempi saranno celeri poi per mettere in pratica queste benedette DR? No. Cioè, dato per capirsi, cioè 2022 si potrebbe andare a votare per l'elezione dei presidenti e dei consigli? Mi pare molto complicato. Tenga conto solo di un dato, che anche se appunto fosse trovata la convergenza rispetto a una norma statutaria, la norma statutaria poi ha necessità di una legge regionale applicativa e che stabilisce, come dire, chi si elegge, come si elegge e quant'altro. Siamo ormai alla metà inoltrata del 21, mi pare complicatissima l'ipotesi di chiudere tutto entro la fine del 22. Anche perché mi permetta, da quello che si sente in giro, c'è già qualcuno che si vede sullo scranno, no? Si comincia già a parlare di candidati, elezioni, eccetera. Sì. Però lei mi insegna, io sono un semplice giornalista, ma lei mi insegna che, come ha già specificato, non è che fai l'incontro oggi, domani passi in regione, fai una firma e il giorno dopo si applica. Ecco, ci sono dei tempi ben precisi. Ci sono dei tempi, ma anche perché, per l'appunto, anche quando si dovesse trovare una quadra, il governo dare il suo assenso, tenga conto che non si può fare semplicemente un ragionamento di poltrone, bisogna anche dare funzioni, dare del personale, dare degli obiettivi, dare delle risorse, e tutto questo non è che si fa dicendo da domani mattina andate lì.
bisogna evidentemente fare un lungo lavoro preparatorio, solo alla fine di questo lungo lavoro preparatorio c'è l'elezione, per cui insomma, i candidati possono riorientare le loro aspirazioni forse rispetto ad altri livelli. Mi pare più difficile quello provinciale. Certo. Senta, Spitaleri, proprio per concludere, e chi parla dell'ennesime cambiali in bianco, tanto per creare poltrone, perché se da una parte, mi permetta, qualcuno verrà trombato o dovrà cedere il posto, dall'altra parte al paracadute per salvarsi il calcio d'angolo, e poi c'è la famosa legge per quanto riguarda le elezioni nazionali, cioè le politiche, dove c'è la riduzione dei parlamentari. Allora ecco come per magia sbuca dal cappello magico il coniglio e si salva capre e cavoli? Ma io spero che non sia così. Io francamente ho, insomma, qualche ascoltatore lo sa, ho qualche perplessità rispetto al ripristino di province se non c'è un chiaro disegno di che cosa devono fare. Ed è molto delicato in questo momento, anche complicato, che i nostri cittadini vivono, come ciascuno di noi, far passare un messaggio che noi creiamo poltrone. Ecco, io da parte mia non c'è nessuna disponibilità a creare poltrone se prima non ci sono funzioni e non ci sono obiettivi al servizio dei cittadini. Su questo elemento mi pare che si debba fare una battaglia proprio, come dire, nei confronti dei cittadini, che sono quelli che poi vengono direttamente interessati, perché a loro si chiede anche di contribuire alla cosa pubblica. Certo. Bene, io ringrazio Salvatore Spitaleri, ricordo ancora membro della commissione paritetica Stato-Regione, per questo intervento. Speriamo di essere stati, come si dice, chiari, perché giustamente in 20 minuti non si può ci sentiamo Spitaleri più avanti, perché vedo che la linea, come si dice, comincia a fare un po' le bizze. È un classico e le auguro buon pomeriggio ancora. Sa? Grazie a lei, direttore, e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Buona giornata. Bene, ringraziamo e lasciamo Salvatore Spitaleri, ringraziamo voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. L'informazione chiaramente continua nel corso del pomeriggio attraverso gli aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Vi ringraziamo ancora per la visione all'ascolto, ci scusiamo se ogni tanto magari il segnale faceva le bizze o ha fatto le bizze. Dobbiamo gioco forza accontentarci anche di quello che è la linea, non è causa nostra, non è neanche causa vostra, ma purtroppo siamo nel 2021, ma la fibra e compagnia cantando ce la propongono, poi i risultati sono questi. Magari in Slovenia invece viaggiano non solo in 4K ma in 8K senza batter ciglio, ma questo è un altro discorso e soprattutto non è in tema al tema trattato oggi. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto.
per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti